Quante sono le persone che hanno il linguaggio dei segni in Veneto? Non lo so, in Italia sono 60.000 circa. 60.000 persone che utilizzano il linguaggio dei segni, quindi in Veneto, andando anche statisticamente un ventesimo, più o meno, 6 per 2 12, buono, sono tanti. Buongiorno a tutti, guardate, scusate se no, ma non siamo poi tanto in ritardo, siamo giusti, perfetti. Abbiamo avuto la videoconferenza prima con tutti i direttori generali e poi abbiamo fatto anche la videoconferenza come tutte le mattine con la protezione civile. Sono qui con l'assessore Lanzarina alla sanità e l'assessore Bottaccini alla protezione civile. Un saluto a tutti, grazie a voi, buona domenica delle Palme a tutti e ovviamente un saluto a coloro che ci seguono da casa anche in diretta. Cerco di farvi perdere poco tempo domenica anche per voi, quindi intanto grazie per essere qua. Voglio solo dirvi che in questo momento abbiamo in isolamento abbiamo 19.987. Io ho scelto di fare questo sistema dei cartelli che resta più, diciamo, stimola la memoria visiva. Il numero dei positivi sono 11.226, i positivi si stanno alzando. Fra l'altro vedo che in molti media in questi giorni si riporta spesso quello schema di tutti i paesi del mondo con il numero di contagi. Sapete che il dato dei contagiati è un dato che non serve, perché il contagiato è quello che io intercetto o perché mi arriva in ospedale perché è un sintomatico o perché lo becco col tampone perché è un asintomatico. Ma poi c'è una pletora di asintomatici che non ci sono, cioè quando tu leggi che il Brasile ha mi sembra 6.000 o 7.000 contagiati, capite che uno dice vabbè, ma da dove vengono fuori? E soprattutto le città metropolitane vivono il peso del contagio. Vedete cosa sta accadendo adesso per New York, tanto per citarne una, o d'altre realtà. Allora, i ricoverati sono 1892, a questi si aggiungono i 329 in terapia intensiva, c'è un lieve incremento di terapia intensiva, abbiamo 1175 dimessi, quindi vuol dire che se voi sommate i dimessi, terapia intensiva e i ricoverati, abbiamo comunque prestato e stiamo prestando cure a oltre 3.000 persone in Veneto, perché i dimessi sono già passati per un letto in ospedale, in più ne abbiamo altri 2.000 e a questi ci aggiungete anche le 329 delle terapie intensive, quindi si va abbondantemente sopra i 3.000 persone che sono stati oggetto di cura. Peraltro voglio dirvi un dato interessante che risponde ai complottisti. L'atteggiamento occidentale comunque delle comunità che si sono date da fare per isolare, per tamponare, per applicare, diciamo, la cura estrema al blocco del coronavirus, oggi dà un bilancio, lo dice il mondo scientifico, di aver salvato la vita a almeno 59.000 persone nel mondo. Questo è un dato, fra l'altro, che è stato anche riportato da alcuni media. I morti sono 584, i nati sono 67. Siamo in cavolo, recuperiamo domani. Ma sapete, c'è questa storia, ve lo dico semmai di domenica, a veterinaria, e sapete che si sembra, ma si nasce con la luna. Io da studente pensavo fosse una cazzata questa, e invece uno studio che fece su una popolazione, su una mandria di bestiame, ne venne fuori invece che il tema delle fasi lunari è fondamentale per il ciclo delle nascite. Quindi è un aspetto che resta ancora empirico perché è difficile da dimostrare il motivo, però comunque sono dei temi, quantomeno mi ricordo allora che si studiavano, che la Luna comunque qualche influenza ce l'ha. Vi volevo dare un'informazione oggi, prima di passare alle domande, che è quella dei dispositivi. Intanto vi volevo dire, me l'ho segnato da qualche parte, e qui forse, eccolo qua. Vi volevo dire che ieri sono stato
un po' superficiale nel dirlo, c'era una domanda dell'ANSA, se non ricordo male, sul Consi. Sono andato a vedermi i dati esatti e peraltro confermo il nostro ottimo rapporto con l'amministratore delegato, il dottor Canarza. Da Consip noi abbiamo avuto 150 respiratori invasivi e 30 per terapie subintensive. E quindi vi dico che noi abbiamo avuto questo materiale e auspichiamo di averne ancora. Tra l'altro sono in arrivo un'altra cinquantina di respiratori che abbiamo recuperato con delle donazioni e quindi si sta, diciamo, allargando la nostra capacità oltre le 825 postazioni che abbiamo già. Per quanto riguarda i dispositivi, volevo dirvi solo questo. Abbiamo dato mandato all'azienda Zero. Voi sapete che noi in Veneto siamo stati criticati qualche anno fa per aver fatto un unico centro di acquisti e per le gare in generale per tutte le ULSS. Noi abbiamo 11 aziende e questo centro si chiama Azienda Zero. Abbiamo visto l'efficienza dell'Azienda Zero proprio durante questa emergenza. Non abbiamo avuto 11 realtà diverse che compravano o cercavano mascherine, ma una ha fatto per tutti. All'Azienda Zero abbiamo dato il mandato di costruire un magazzino da 6 mesi, cosa che in passato non si faceva, perché ti capitava sicuramente qualcuno di dirti: ma scusa, ma cosa è tutto sto valore che hai al magazzino? E ci siamo riusciti. Noi abbiamo comprato, ve lo dico subito, abbiamo comprato la bellezza di 24.700.000 mascherine. In particolare, poi vi do lo schema, lo dico ai cittadini che sono a casa: chirurgiche per 13.350.000, mascherine FFP2 per 7.650.000 e FFP3 3.700.000. Ricordo che le P3 sono indicate per manovre invasive nelle terapie intensive, perché se magari c'è qualcuno che dice: ma io voglio usare la P3 anche se ogni mascherina ha le sue caratteristiche. Sono 24.700.000 pezzi. Ogni giorno distribuiamo alle ULSS 239.800 mascherine. Ogni mattina parte il camion o la notte, e che poi le ULSS distribuiscono ovviamente ai loro dipendenti, quindi a tutti gli operatori, ma in particolar modo poi vanno i medici di base e case di riposo e quant'altro. Voi sapete che però, oggi ve lo dico con serenità, noi abbiamo passato un mese, ma non solo noi, tutti, il governo, i governi, le regioni, la regione, tutti, a cercare mascherine. Cioè noi siamo usciti già da un primo incubo che era quello delle mascherine. Ci siamo ritrovati che chi aveva le tasche piene di soldi non poteva salvare la propria vita perché nessuno gli vendeva una mascherina da 30 centesimi, perché questi erano i prezzi in origine di una chirurgica: 50, 55, 40 centesimi. Devo dire, lo dico a beneficio dei Veneti, i Veneti sono come un alveare, sono partiti alla grande costatoria delle mascherine, stanno producendo di tutto, perché le fanno in silicone, in queste che avete visto che utilizziamo noi, di tessuto non tessuto, di grafica veneta, piuttosto che altri tipi, riconversioni di produzione, e abbiamo molte aziende che si sono messe a produrre camici e quant'altro, quindi direi che ci siamo. Io auspico due cose: la prima, che il governo in questa fase che io reputo ormai, come si può dire, di disponibilità almeno delle mascherine chirurgiche, che si dia modo ai cittadini di potersene approvvigionare sul mercato, perché ancora vige il principio del sequestro, cioè se arrivasse un container non dedicato a un ente come noi, viene sequestrato in dogana, perché c'è ancora il primo principio validissimo che era partito all'inizio dicendo: se gira qualcosa nel territorio italiano lo blocchiamo perché è giusto fare così. Adesso mascherine, almeno dalla nostra esperienza, se ne trovano, noi le abbiamo comprate, vi ricordo 24.700.000 pezzi. L'appello che faccio è che si modifichi la norma affinché i cittadini riescano a comprarsi i dispositivi a prezzi accessibili, perché è inutile che se vendiamo un pacco di mascherine a peso d'oro è inevitabile che nessuno se ne compri.
E detto questo, vi lascio anche una distinta, oltre ai 24.700.000 mascherine, anche di guanti, occhiali, visiere, calzari, tutto. Se volete avete tutto il materiale che noi abbiamo comprato. Questo è tutto materiale che in parte è arrivato, in parte arriva, in parte arriverà, nel senso che poi è un flusso di materiale continuo. Per dire, stanotte sono arrivati i tamponi, mi hanno detto stamattina, ci hanno detto stamattina in videoconferenza. Sì, ma ci saranno anche i tamponi sicuramente, guarda, forse sarebbe. No, non ci sono, sono tutti dispositivi. Dispositivi. Bene, detto questo, vi volevo dire che c'è un'altra bella notizia. Questa notte è andato anche bene il trapianto, abbiamo trapiantato una ragazzina a Rene e l'operazione è riuscita, c'è una bella notizia, mi hanno avvisato stamattina. È una ragazzina di 11 anni, ha avuto il trapianto di rene, quindi trapianto di rene vuol dire che la macchina dei trapianti continua a esistere nonostante il coronavirus. È stata guardata, sapete perché ve lo dico? Perché la prima, forse una delle primissime riunioni con i direttori, la prima domanda che ci fece è: i trapianti li blocchiamo o no? Perché trapianti vuol dire terapie intensive. E noi abbiamo detto trapianti si continua a resistere finché possiamo, perché bloccare i trapianti significa rinunciare agli organi. Cioè dire che quando ti chiamano, quella mattina avevamo un fegato, mi sembra, brutto da dire ma è così, e quando ti chiamano, forse era un fegato o un cuore, non mi ricordo più, un fegato, quando ti chiamano tu devi dire sì o no, e in quei giorni molti pensavano di bloccare l'attività dei trapianti. Insomma, questa notizia per me è un'ottima notizia. Una bambina di 11 anni è stata trapiantata al rene e direi che è positivo. E ho l'obbligo di dare risposta alla vicenda di ieri che mi ha posto il signore che vedo, fra l'altro, buongiorno, e io mi sono fatto mandare ovviamente non diciamo nomi e riferimenti, mi sono fatto mandare dall'ULSS tutte le carte, confermo che il tampone è stato fatto il 24, conferma? Quindi si è sbagliato lei, conferma che si è sbagliato. No, non c'è nessun problema, però siccome l'ULSS quindi era il 24, nel 21 è stato refertato ieri, che è negativa fra l'altro. Era venuto per... Prego. Ah, venga dentro, venga, scusi. No, ma non si preoccupi, guardi, lei comunque denunciando qualcosa fa sempre un servizio, io lo dico sempre ai cittadini. Prego, dica. Era obbligo mio venire per dire che quello che avevo detto l'altro giorno non era esattamente, perché l'aveva detto mia figlia e... No, ma non si preoccupi, ci siamo capiti. Il tema dei 24 giorni mi ha inquietato, no? Cioè 24 giorni il tampone mi ha inquietato. E... Mi dispiace aver interrotto. No, non interrompe nessuno, guardi, si accomodi invece, si metta da qualche parte, si accomodi. Vabbè, mi interessava chiarire insomma che non c'erano, mi ero preso l'impegno con il signore e faccio gli auguri a sua figlia perché ho visto che ha un sacco di accessi a pronto soccorso e ho visto 14 accessi l'anno scorso, ho visto. E 33 accessi dal 2014, dal 2017. Quindi se possiamo fare qualcosa siamo qua. Grazie. Prego, però non è coronavirus, è manco quello. Si accomodi, non stia in piedi, si accomodi. E passerei alle domande. Allora, primo giro qua, secondo giro mio, terzo giro vostro. Volevo sapere questa ragazzina di 11 anni in che reparto, cioè in che ospedale è stata trapiantata? Non ho capito, scusa. In che ospedale è stata trapiantata? Ah, Padova, azienda ospedaliera. Poi ovviamente non diamo altri estremi, potrei aggiungerci anche qualcosa di più. Tra l'altro è una ragazzina, mi si dice, moldava, residente in Veneto, però ci fermiamo qui come per la figlia del signore, nomi non se ne danno appunto, anche perché abbiamo parlato di patologie e di trapianto, quindi ci fermiamo qui. Quindi può essere chiunque poi, no? Poi volevo chiedere, il segretario... E facciamo gli auguri anche a questa ragazzina che sicuramente sarà andato bene il trapianto anche per il futuro. Il segretario della Lega Salvini dice a Pasqua potremmo fare le celebrazioni nelle chiese. Qual è la sua posizione? Cioè tu sei partita da casa per chiedermi questo? No, guarda, cioè adesso al di là di tutto, cioè non intervengo su queste partite, cioè ho visto ed è giusto rispettare l'idea e so che molti cattolici chiedono
la riapertura o la possibilità di celebrare la Pasqua, perché per chi crede è assolutamente uno degli elementi fondanti della religiosità, di una confessione religiosa. La Pasqua e il Natale sono i due elementi, non è irrilevante questa partita. Però oggettivamente vi ricordo che noi avevamo proposto col Patriarca ancora all'inizio la possibilità di avere il droplet esagerato, non so, i 2 metri con i segnaposti nei banchi, tutte queste robe. Però devo dirvi che allora ci fu l'Istituto Superiore della Sanità che disse assolutamente no, perché tanto vero che poi da allora il Patriarca fa la messa in TV tutte le domeniche in diretta, e peraltro penso che abbia anche avuto un grande riscontro di ascoltatori, perché dissero, mi ricordo in videoconferenza, non forse fu Brusaferro qualcuno che disse questo, non me lo ricordo più, disse che nella letteratura ci sono stati casi di grandi contagi nelle celebrazioni religiose, ma poi mi fermo qui, punto. Altro? Presidente, buongiorno e buona domenica. Lei è stato chiaro ieri e già ha risposto a questa cosa, però che sto per chiedere, però siamo subissati di telefonate di lavoratori che hanno ricevuto l'ordine di ripresentarsi al lavoro dalle proprie aziende un po' in tutto il Veneto, e questo preoccupa anche perché ci sarebbero centinaia di migliaia di lavoratori che si sposterebbero nel pieno delle epidemie, insomma. Allora guarda, io penso che questo fatto si riferisca, e a onore del vero devo riconoscere a Dalmas che ieri fece una domanda, io l'ho anche liquidato perché effettivamente non sapevo di quello che stava accadendo, se è questo, che ci siano delle aziende che per la logica del silenzio assenso, cioè che abbiano chiesto alle prefetture in base a quello che prevede la legge di modificare, di avere l'accesso in base al loro codice all'apertura, penso che adesso molti, avendo questo silenzio assenso da quello che ho capito, possano procedere. Io dico che noi possiamo solo fare una cosa, continuare a fare i controlli. Magari domani vi porto anche la mole dei controlli che abbiamo fatto e lo faremo con particolare attenzione alle aziende, ma non con fare, come si può dire, da 007, con la volontà di essere assolutamente dalla parte dei lavoratori che devono essere messi in sicurezza e dei datori di lavoro che hanno assolutamente bisogno di assistenza. Però ci vogliono i dispositivi e quant'altro. Se poi questo rappresenta un vulnus del legislatore, di chi ha fatto i decreti, cioè questa è una partita del governo. Vi ricordo che il tema aprire o chiudere le imprese non compete alla regione, come per le scuole. Altro? Sì, Prego, a proposito di Salvini, ho visto una proposta di legge di vari parlamentari della Lega, primo firmatario Salvini, che propone di esentare da eventuali responsabilità i dirigenti della sanità nell'emergenza, insomma. Devo dire la verità che ho visto un titolo ma non ho neanche approfondito, ho visto che è stato ritirato questo emendamento. Mi fermo qui, cioè non ho approfondito onestamente, sono stati impegnati. Ecco, Presidente, invece forse una domanda ancora più attuale, mi collego alla domanda della collega, ma non c'è un qualche timore per una ripresa che certamente viene attesa, viene caldeggiata, viene auspicata, ma siamo ancora in pieno contagio? Ma guardate, io ve l'ho detto e voglio che resti sempre agli atti, che io tifo per ripartire, però deve essere chiaro che non può prescindere questo tifo dal fatto che la comunità scientifica si debba esprimere. Dopodiché, per carità, ci deve essere sempre una giusta mediazione, no? Come vi ho detto anche ieri, ma è pur vero che dovremmo avere delle indicazioni di base. Altre domande? Posso procedere io allora. Cominciamo con... È domenica, allora andare via, ragazzi. Cominciamo con Gallan dell'ANSA che chiede, un secondo solo, perdonatemi, doveva essere la settimana cruciale. I dati non sembrerebbero incontrovertibili. Si dovrà attendere ancora i dati dei contagi? Ma guardate, intanto vi ho detto che questa settimana avrebbe dato la direzione, una direzione la sta dando. Adesso la settimana inizia lunedì, dal lunedì alla domenica, finisce la domenica,
però noi abbiamo perso già la bussola, no? Perché per noi tutti i giorni sono uguali e anche il virus ragiona così, nel senso che mettiamo in fila un po' di bollettini, abbiamo visto che abbiamo già 4 bollettini positivi, cerchiamo di chiuderne una 7-10 bollettini e sicuramente i nostri statistici ci dicono che ci sarà una direzione molto più chiara. Oggi è un po' diverso rispetto a ieri, siamo di capire. Oggi abbiamo 30 in terapia intensiva in più, potrei anche giustificare. Statisticamente non ha nessuna rilevanza, peraltro anche, come si può dire, specificatamente c'era ancora di meno perché sappiamo la storia di questi posti. Fra l'altro stiamo accogliendo dei pazienti dalla Lombardia, 12 ne abbiamo già, 6 Covid e 6 non. Per cui se si libera qualcosa siamo pronti subito a un'attività solidale nei confronti della Lombardia, non perché è Lombardia, perché è la più vicina ed è giusto essere oltretutto vicina alla Lombardia perché vive questa tragedia su Bergamo e Brescia che insomma è importante. E la direzione c'è segnata, bisogna che si consolidi, fermo restando che se i cittadini non restano a casa si sta presto anche a riprecipitare, questo è poco ma sicuro. Seconda domanda di Galvan, mascherine, anche il Veneto pensa a un'obbligatorietà per uscire come la Lombardia? Ma guardi, io ho visto la Lombardia e penso che non ho nulla da ridire su quello che ha fatto il collega Fontana. E noi abbiamo avuto un approccio più graduale, supermercati e quant'altro, e giustamente il cittadino può dire ma servono o non servono? Noi ci siamo fermati al tema dei luoghi pubblici dove si va a fare la spesa, pensando che in questa fase c'è anche la difficoltà del reperimento della mascherina. Già vedo le polemiche, dice ma Zai ha scritto comunque coprirsi naso e bocca con la sciarpa, ma la sciarpa ho caldo. Guardate, se volete buttarli sul fuoco, buttateli sul fuoco, nel senso che dico, dall'altra parte c'è il virus, che è peggio del fuoco. Cioè o vuoi tutelarti oppure no, non è che stiamo a discutere, a fare i legulei e discutere delle ordinanze. Vi dico che l'indicazione in generale è cercare di proteggersi, punto. E quindi il tema la Lombardia che ha un contagio molto più importante del nostro, ha fatto sicuramente delle scelte dettate anche da questo aspetto. Gatto SkyTG24 pone il tema degli anziani non autosufficienti in casa e senza badanti. Si segnala l'impossibilità di portarli a fare la spesa con sé perché i supermercati consentono l'accesso a 2 sole persone per nucleo familiare pur presentando l'autocertificazione. Potrebbero essere considerati o non dovrebbero essere considerati come i bambini? Posso rassicurarlo perché abbiamo già in lavorazione, la firmo dopo quando torno su, una circolare che dice proprio questo, cioè la mamma che ha il bimbo che deve accudire, che deve andare a fare la spesa, non può lasciare a casa il bimbo da solo, se lo porterà a fare la spesa. Mi sembra buon senso questo, ma mi sembra buon senso, non lo dico a Gatto, lo dico in generale, vabbè, siamo in Italia, fermo una circolare anche questa roba, ma anche per chi controlla mi sembra buon senso. Se ti arriva una persona che si porta appresso un genitore non autosufficiente, che vedi, che capisci che non è uno che gira per il supermercato a fare la spesa assieme al figlio, cioè devi capire, insomma, come si dice, i giuristi dicono che la norma va sempre applicata in maniera estensiva, vuol dire che ogni tanto dobbiamo fermarsi anche a ragionare, perché anche noi cittadini non abbiamo il baco sempre di andare a vedere bene. Se tu io lo dico sempre, se dici a 3 veneti di organizzarsi un po' perché si trovano a giocare a carte, e dici organizzatevi, li trovi dal notaio dopo qualche giorno. E noi siamo fatti così, insomma un po' di buon senso. Il Gatto ha ragione e posso rassicurarlo per questa segnalazione che è già pronta la circolare, ma io penso che sia una sconfitta fare una circolare, perché se un figlio arriva col genitore non autosufficiente e ti dice devo portarlo dentro con me perché sennò non riesce a stare da solo, capirai che non sarà portato apposta, no? La collega Manzani del Gazzettino cita un virgolettato del sottosegretario all'interno D'Agati, 2 punti. Per settimane gli appelli dei rappresentanti del mondo delle RSA, così come le denunce dei sindacati, sono stati inascoltati e questo non lo possiamo accettare.
che gli interventi siano stati tardivi e che anche nel nostro Veneto si stia verificando una vera e propria ecatombe in una zona di anziani. Cosa risponde? Ma se queste parole sono autentiche, resto basito, perché Variati rappresenta un'istituzione importante. Se fossi io e lui andrei in procura a fare una denuncia. Io farei così. Io mi sono sempre comportato così, perché uno degli esponenti del governo, che è sottosegretario agli interni, dice che sono stati inascoltati gli appelli, eccetera, io andrei subito a denunciare la regione. E la regione poi andrà a difendersi e portare le carte. Cioè, noi istituzioni abbiamo un obbligo, le cose non dobbiamo dirle, dobbiamo farle. E le procure hanno un sacco di carte mie, di cose che ho fatto e non ho detto in tutti questi anni. E un sottosegretario agli interni, non voglio fare polemica, ma non può dire le cose e non farle. Domanda di Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. E peraltro voglio anche aggiungere un'altra cosa. Noi stiamo sostanzialmente facendo il diavolo a quattro per questa partita. Ma vi voglio ricordare che questa partita, al di là di qualcuno che vuole fare la polemica perché gli va bene fare la polemica, ma che è squallida, lasciatemelo dire, ma è squallida perché di mezzo ci sono le vite delle persone e c'è un'emergenza. Vi dico un'altra cosa importante. Voglio ricordarvi che questa tragedia viene ricordata come una tragedia delle case di riposo. Non c'è una regione che si è salvata da questa partita. Mi domando se queste osservazioni vengono fatte dappertutto con questa volontà del governo. E comunque Variati quando parla a nome del governo. Non è che facciamo le videoconferenze del governo e stiamo lì a vincere questa sfida delle case di riposo e poi c'è qualcuno che va a dire il contrario quando è fuori. E aggiungo anche che la partita delle case di riposo è impressionante, perché abbiamo delle case di riposo ad esempio che magari sono esenti o hanno pochissimo coronavirus, ce ne sono alcune che sono piene di coronavirus. Anche questo è un tema. Anche questo è un tema. Allora io dico, noi dobbiamo essere a fianco alle famiglie, a fianco alle gestioni delle case di riposo, cioè a fianco ai lavoratori, a tutti quelli che insomma combattono questa sfida. Però vorrei anche ricordare che il candidato ideale del virus, è inutile che facciamo finta di non saperlo, è un anziano, cronico, pluripatologico, che magari ha un'insufficienza cardiaca, che magari ha un'insufficienza polmonare, magari è un cardiopatico. E dove lo trova? In casa di riposo trova un substrato da paura. In casa di riposo pagano lo scotto di non aver avuto i dispositivi, quando dispositivi non ce n'erano. Di chi è la colpa? Se qualcuno dice che è nostra, andremo al vedo e vediamo che dispositivi, noi non avevamo i magazzini pieni. I dispositivi per le case di riposo significa 30.000 ospiti in Veneto, non stiamo parlando di poca roba. E 25.000 lavoratori giustamente. A me sembra che tutti i giorni l'assessore al sociale Lanzarin faccia il punto della situazione sulle case di riposo. Non ci siamo distratti. L'età media dei veneti morti, dei 600 morti ormai in Veneto, è 82 anni. Quindi il virus arriva a cercare a casa o nelle case di riposo. Questo è quello che è accaduto. Quindi veramente fa star male vedere un'istituzione che fa un'uscita del genere. Perché se non sanno come andare sui giornali, basta che vadano a fare volontariato, li fotografano tutti e li mandano tutti in prima pagina. E la Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, se non altro da aggiungere. Cosa prevede il modello statistico sui contagi la prossima settimana? Sarà ancora cruciale? Mi pare che avesse già detto qualcosa. Ah sì, guardate, noi dobbiamo vedere la tendenza che c'è, una tendenza fondamentale per capire la direzione. Però capite, noi abbiamo poi questo benchmark che è il 13 di aprile. Dovremo capire se il governo intende costruire un provvedimento di riapertura, di mezza riapertura, sperimentale, di non riapertura, non ve lo so dire, ma io spero che non lo si discuta come al solito il 13 di aprile, cioè l'ultimo giorno,
perché allora diventa anche difficile dare un contributo. E vi ricordo, lo dico sempre alla luce di quello che ha detto Valiati, che le regioni hanno votato tutti i provvedimenti del governo, tutti, che li abbiano visti prima o che non li abbiano visti, cioè tutti non visti prima. Questo vuol dire lavorare in squadra. Ultima domanda, Domenico Basso, lei ha già qualche report sui mercati rimasti aperti ma con entrate e uscite, cioè con le nuove disposizioni? No, non ne ho, so che i sindaci si sono attivati, si stanno attivando, ci sono dei sindaci che erano chiusi anche prima, non so, Verona aveva citato, li ha chiusi tutti, perché i sindaci possono fare ordinanze ancora più restrittive. Penso insomma che le norme che abbiamo previsto per i mercati siano assolutamente affrontabili e ci diano una buona garanzia anche per i cittadini e per i lavoratori che sono presenti. Io ho terminato, colleghi. Sì, una domanda. Prego. Ecco, una domanda sulla tua ordinanza bis, insomma quella che è entrata in vigore ieri. Naturalmente è difficile fare previsioni, ma alla luce di questa tendenza, alla luce della curva, di quello che suggerisce il modello e di quello che ci dicono i report, ti immagini che questa ordinanza cesserà definitivamente il 13? Oppure mi rendo conto che la domanda... Guardate, tutto dipende dal DPCM. Ieri Maria Delia mi ha chiesto di perché abbiamo fatto l'ordinanza all'ultimo minuto e io ho omesso di dire perché l'ordinanza aveva uno spazio giuridico dettato dall'adozione del DPCM iniziale, quindi se mi adottano il DPCM il giovedì sera o il venerdì, adesso non ricordo, noi avevamo quella finestra per adottare la nostra ordinanza. Peraltro oggi mi è arrivata la lettera del Presidente del Consiglio che dice: ho adottato il DPCM, c'è l'articolo 2, tu potevi farlo, hai fatto bene, hai adottato un'ordinanza, cioè mi legittima il percorso. E quindi noi dobbiamo attendere il DPCM per capire quale sia la direzione. Da quello noi possiamo applicare restrizioni, non allargamenti. Questo dice la legge. Quindi se il DPCM dice si apre tutta Italia, io potrei dire beh no, il caso è sotto casa mia no, perché sono sicuro che ha problemi, tanto per fare un esempio. Il caso sarebbe il negozio di ortofrutta. Posso fare due domande? No, io ho tradotto per i non veneti. Allora, da più parti si dice che c'è troppa gente in giro, so che voi utilizzate quei report dei telefonini. Sì. È preoccupato di questo fatto? Sì, molto. Questa è la prima. La seconda, il governo ha istituito una task force sulle fake news. Cosa ne pensi? Ha fatto bene. Ma io farei non solo la task force, farei una bella revisione del codice penale anche. Perché cioè, noi questo mondo digitale che non è più analogico, non si è adeguato a quello che comunque la comunicazione digitale rappresenta. Cioè, oggi abbiamo dato la patente di premi Nobel a chiunque. Chiunque può scrivere e si erge a premio Nobel della situazione. Allora, al di là di quelli che scrivono cazzate perché non se ne rendono neanche conto, ma poi c'è tutto il mondo delle fake news pericolose che creano angoscia, che creano procurati allarmi, che danno informazioni sbagliate, che rischiano di far morire anche le persone, perché le persone... Pensate che negli Stati Uniti c'è stata la notizia una settimana fa, ma lì per altri motivi, c'è notizia in Louisiana, se non ricordo male, di cittadini che sono morti perché sono autosomministrati l'idrossicloridina e quindi l'antimalarico perché hanno letto che bastava fare quello e spariva il virus e si sono intossicati perché è epatotossico, cioè non è che puoi somministrare così, si deve essere un controllo medico e se devono essere proporzioni giuste. Quindi io sono per la severità assoluta, cioè la rete rischia di diventare una grande cloaca ed è un peccato perché la rete è una grande opportunità, perché anche con l'emergenza abbiamo visto che la rete ci è servita, la rete ci ha aiutato, la rete è buona, il problema sono quelli che vanno nella rete a riempire la cloaca, è un'altra roba. Poi c'era quello sui movimenti, scusami. No, sui movimenti, guarda, i dati anche Google ci dicono che siamo i più virtuosi. Il problema è che se noi siamo i più virtuosi voglio pensare agli altri cosa stanno combinando, nel senso che oggettivamente, complice anche il bel tempo, cioè se tu negli anni normali, bel tempo così non c'è mai stato.
stato per così tanto tempo. Sono 4 mesi che non trovi più. E quindi immagino queste giornate da 22-23 gradi non sia facile stare in casa. La mia preghiera ai cittadini è stare in casa, pensino alla loro salute e a quella dei loro cari, e questo è un lavoro di squadra che dobbiamo fare. Se ipoteticamente i veneti stasera scendessero tutti nelle piazze, io so già che ho l'impennata nelle terapie intensive fra una decina di giorni. Un dato sul modello matematico di quanto siamo indietro? Ormai c'è una decina di giorni. Sì. Diciamo che stiamo galoppando bene in quel senso. Quando ha detto che non si può arrivare a Pasquetta a mettere a punto il piano della ripartenza con il governo, lei pensa al fatto che siete inconsiderate, un po' troppo poco coinvolti? No, non è polemico. Guarda, fra l'altro aggiungo anche che nella videoconferenza con Palazzo Chigi l'altra sera è stato detto proprio di fare anche una cabina di regia, è stata decisa, per decidere le misure in velocità, in modo tale che ci sia una raccolta da parte delle regioni, da parte dei comuni, eccetera, sintesi, e casomai essere assolutamente, come si può dire, collaborativi e propositivi. No, non lo dico come polemica, dico che all'ultimo minuto riesci a governarla con difficoltà la partita. Poi considerate che i cittadini prima del 13 devono sapere esattamente cosa accadrà. Io spero lo sappiano per tempo. Presidente, scusi, volevo dire una cosa. Da quando Ilaria Capua ha parlato di contagi ai gatti, 2 casi nel mondo, si rischia di scatenare il panico. Volevo chiedere se lei ha qualche indicazione dalla nostra comunità scientifica in tal senso. Sì, di non abbandonare gli animali, che è una vergogna. C'è una vergogna che ci sia qualcuno perché sente queste notizie che comincia a pensare, o peggio ancora lo fa, abbandona il cane in strada, e se ne trovano ultimamente. Forse rischiano più gli animali stando vicino con una persona positiva, sempre se abbiamo indicazioni dalla comunità scientifica in tal senso. Cioè, guarda, io intanto non so, allora, il tema è che questo è un virus che viene dall'animale, per l'ospite primario il pipistrello e poi il pangolino, come sapete, e quindi non so se poi c'è questo effetto zoonosi che passa dall'animale all'uomo, dall'uomo lo restituisce all'animale, non lo so, nel senso che io penso che non ci sia da creare un ulteriore fronte di allarmismo. Affronteremo anche questo tema, abbiamo i servizi veterinari, ma attenzione che stiamo parlando di, come si può dire, in questo momento stiamo parlando veramente di un ragionamento di fino dal punto di vista scientifico. È una fake anche questa, evidentemente. No, non ho detto questo. No, il ritorno mi dice. No, non ho detto questo, peraltro non ho ben capito, per la mia reminiscenza di patologia, non ho ben capito se l'animale che si ammala di Covid ha lo stesso virus dell'uomo o se è un virus diverso che non può più trasmettere all'uomo, perché allora saremo davanti a un animale ammalato di coronavirus ma non diventa zoonosi nel trasmettere all'uomo. La zoonosi è la trasmissione della malattia dall'animale all'uomo. Quindi ho letto anch'io queste agenzie, ma non so, però con i servizi veterinari siamo sempre ovviamente in allerta a vedere tutte le sicurezze, ma al momento non c'è. Presidente, ti sentiresti di affermare che il picco è passato? No, decisamente no, perché noi abbiamo passato un picco sicuramente, però non so dire se ne avremo un altro. E questo dipende tanto dai veneti. Se vogliamo uscire di casa dobbiamo stare in casa. Ecco, questo potrebbe essere lo slogan. Basta ragazzi? Buona. Curiosità, i 12 pazienti che avete accolto dalla Lombardia dove sono ricoverati? 300, Peschiera, sono nella zona, sono più. Attenzione che non sono 12 in un colpo solo, fino adesso 12, Sì, perché giustamente qualcuno alla Lombardia vuole dire dove sono finiti i nostri 12, no? Ne abbiamo già gli ultimi sono 2 dell'altro ieri o di ieri. E 3 negli ultimi 2 giorni. grazie, buona domenica.